1° giugno 2019, padovani residenti nei quartieri di San Giuseppe e Porta Trento Sud, segnatevi questa data. Arriva la raccolta differenziata a porta. Il servizio riguarderà oltre 10.300 cittadini per oltre 5.600 utenze coinvolte tra nuclei familiari ed esercizi commerciali. Dopo Torre e Mortise, il comune ha deciso di inserire anche questi due rioni nelle aree di raccolta a domicilio dell'immondizia. Più della metà dei padovani sarà servito dal porta a porta e ci aspettano 2 mesi di accompagnamento con assemblee pubbliche, infopoint, materiale specifico in diverse lingue per tutte le utenze. Il programma per preparare ed informare i cittadini è già pronto, coinvolti anche gli amministratori di condominio. A partire da fine aprile inizierà la consegna dei 5 contenitori per la raccolta differenziata, corredati dal calendario del porta a porta e una guida per spiegare il corretto conferimento di ogni singolo rifiuto. Oggi è fondamentale che la raccolta dei rifiuti punti alla qualità della raccolta. La quantità è un valore che stiamo già raggiungendo, perché a Padova oggi tra raccolta stradale e raccolta porta a porta si raggiunge il 55%, che ricordo per una città di più di 200.000 abitanti come Padova è già un bel traguardo. Ma noi dobbiamo puntare alla qualità della raccolta per far sì che il materiale possa effettivamente essere avviato a riciclo. Oggi a Padova ricicliamo circa il 95% dei rifiuti che andiamo a raccogliere dalle raccolta differenziata, ma vogliamo fare di più. Il comune di Padova ha già individuato il prossimo quartiere dove estendere ulteriormente il porta a porta. Quest'anno saranno 2 gli step, il prossimo poi sarà particolarmente ambizioso perché cominciamo con l'Arcella che tanto chiedeva appunto di migliorare il sistema di raccolta dei rifiuti.